Dopo il successo di Decollati, storie di ghigliottinati in Sicilia e sentenze di ghigliottinati in Sicilia, in cui i protagonisti erano donne e uomini colpevoli di reati ritenuti meritevoli di decapitazione, Salvatore Mugno torna in libreria con I carnefici di Sicilia, chi erano e come vivevano i boia dell'Ottocento. Il libro, già in tutte le librerie, è edito da Navarra Editore. 160 pagine, in cui il narratore e saggista trapanese disegna uno spaccato storico-sociale e culturale da una prospettiva totalmente inedita e dalla quale traspare anche un'analisi del sistema giudiziario nel regno delle due Sicilie. Questo libro nasce a margine dei miei 2 volumi precedenti, che sono un dittico sui decollati, storie di ghigliottinati in Sicilia, argomento totalmente inesplorato, partendo appunto dalla nostra famosa ghigliottina di Trapani. E lavorando su questa materia mi sono imbattuto naturalmente in alcune figure di boia, di carnefici di varie parti della Sicilia, e quindi ho messo da parte insomma dei materiali che ho poi riordinato in un altro volume e che praticamente consentono di vedere questa stessa storia, diciamo, giudiziaria di queste persone dalla parte, diciamo, dei boia. Si tratta di diverse decine di nomi che io ho individuato, non saranno tutti perché chiaramente è un lavoro pazzesco, si lavora su frammenti poi da ricostruire, da interpretare e da dargli forma, diciamo, anche di volume in maniera organica. Però ho fatto un lavoro insomma abbastanza, da questo punto di vista, sufficientemente completo. E sono praticamente dei personaggi che operano in tutta la Sicilia, soprattutto si muovono su 3 città, le città principali, Messina, Catania e Palermo, e da lì poi si spostano, e quindi abbiamo i nomi, sappiamo adesso i periodi di operatività, sappiamo quali erano le aree di competenza, per quanto tempo sono stati in carica, come si spostavano, quanto guadagnavano, insomma, qual era il regolamento della loro attività. E inseguendo tutte queste cose, insomma, scopriamo anche parti della loro vita privata. Hanno l'amante, hanno la moglie, si sposano le mogli di boia morti, c'è tutta una serie di cose anche private, rivendicazioni che fanno nei confronti dell'amministrazione giudiziaria, il vestiario, come vivono all'interno delle carceri, e soprattutto vediamo uno spaccato sulla giustizia che ci consente di capire, insomma, in un'epoca che è ancora molto vicina alla nostra, da dove veniamo e perché magari la nostra realtà giudiziaria è anche criminale. Insomma, tutto quello che ha a che fare con l'amministrazione della giustizia risente ancora di tanti limiti e di tanti problemi. Sembrano cose, insomma, di altre epoche lontanissime, ma in effetti parliamo di 150 anni fa, quindi proprio l'altro ieri, e quindi tutte queste cose si riverberano. Ho anche raccolto materiali che riguardano le ultime parole di alcuni giustiziati, alcuni casi di alcune donne di Messina che sono state decapitate, vicende relative anche al culto poi di queste persone. Insomma, un libro molto composito, molto ricco, e da cui si può partire anche per altre ricerche, perché naturalmente gli archivi non aspettano che gli studiosi. Quanto c'è di narrazione e quanto c'è di saggistica? Sì, ecco, questo è un libro come quei 2 precedenti in cui io cerco di mescolare la storia, quindi la ricerca storica pura che si fa negli archivi, naturalmente non con le chiacchiere, nei bar, con le opinioni, io penso così, io la vedo così, non esiste chiaramente. La realtà, così come la scienza, la storia è anche una scienza, bisogna documentare e provare quello che si dice. E quindi c'è una parte basilare, diciamo, proprio di storia e di ricerca storica. C'è poi il lavoro del saggista, naturalmente, perché bisogna coordinare tutti questi materiali, saperli leggere, saperli assemblare, saperli anche scrivere in un certo modo che sia accattivante, quindi ci vuole anche la mano del giornalista, dello scrittore. E poi ho cercato anche di renderli narrativi, così come ho fatto con le storie dei ghigliottinati, che ho riscritto praticamente partendo dalle sentenze, dai vari atti di morte e tutto quello che sono riuscito a trovare, per renderle anche gradevoli, diciamo, al lettore. E quindi, diciamo, bisogna mettere in campo varie competenze, non è facile, spero di esserci riuscito.